Passando in macchina non ci si fa caso, ma basta guardare dal ciglio della strada per scorgere la brutta sorpresa. Siamo nella campagna di Ponzano, al confine con Villorba. Il profondo fossato che costeggia via Pola è un immondezzaio, pieno di sacchi di spazzatura, plastica soprattutto, molti dei quali ridotti a brandelli con rifiuti sparsi ovunque. Ecco vandali che li buttano qui invece che conferirli nella normale raccolta. È una cosa vergognosa perché da un ultimo rilievo, grazie alla Contarina e Priula, noi a Ponzano Veneto abbiamo almeno una ventina di utenze che fanno 0 svuotamenti e almeno una decina di utenze che non hanno nemmeno i bidoni dell'immondizia. A questo punto la domanda è: ma dove portano le immondizie? Pratica tristemente nota che il comune, oltre che dar corso a controlli sulle utenze sospette, è determinato a stroncare scovando i responsabili. Abbiamo chiesto e a breve riusciremo ad avere le fototrappole a parte del consorzio Priula e quindi cercheremo di prendere questi delinquenti, alcuni dei quali sono già stati pizzicati. Il sistema investigativo della Contarina ma anche i nostri vigili hanno già pizzicato, questo ultimo abbandono in via Antiga, i responsabili, i quali verranno puntualmente multati, visto che si tratta anche di un reato penale. Ma attenzione, avverte il sindaco, questi incivili di solito vanno a gettare il sacchetto lontano da casa. I comuni limitrofi quindi devono agire insieme. Probabilmente residenti del mio comune vanno nel comune accanto e viceversa, quindi deve essere un lavoro di squadra che deve portare assolutamente dei risultati a breve, perché la situazione in alcune zone è ingestibile e anche diseducativa per la nostra società, per i nostri ragazzi.